E ci sei tu, e ci sei tu, e ci sei tu, in questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più. E ci sei tu, tra i miei sogni ci sei sempre tu. Io non vorrei svegliarmi più. E ci sei tu. (18:03) Radio Italia anni 60 Roma. Siamo nuovamente con voi in diretta per una ennesima puntata il mercoledì di E ci sei tu, le canzoni del cuore, un programma di Vincenzo Capa che però non è oggi con noi in studio. Lo studio è grandissimo. Andiamo subito con la prima canzone, oggi decennio dedicato alla musica anni 60. Così nessuno capirà niente e tu solamente tu capirai quanto sono innamorata di te. Pianissimo, devo dirlo, pianissimo, questo piccolo ciao mi dispiace doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrei gridare fortissimo che ti amo, fortissimo che ti amo di più d'ogni cosa al mondo, amore, amo te. Che ti amo d'ogni cosa al mondo, amore, amo te. Fortissimo è Maestro di Corso. Reo confesso, buonasera. Buonasera anche a Riccardo Lodi dall'altra parte del vetro e soprattutto buonasera alla nostra ospite, alla nostra voce di oggi che ci fa compagnia, è la nostra Erika. Buonasera a tutti. Buonasera Erika. Allora Erika è un po' emozionata, la prima volta immagino Erika che sei in una radio, Sì. vero? Lei ha una voce molto bella, Riccardo sei d'accordo che è anche molto bella, oltre, già Riccardo ha fatto sì con la testa, l'ascolteremo con due omaggi perché oggi facciamo il decennio, caro maestro, 1960-1969 e nonostante che la nostra Erika probabilmente o non era nata o no, non eri proprio nata, sì. ci farà anche lei due piccole dediche. Anche io, anche te non è, insomma, so vecchio. allora io invece ero appena nato, ecco, facciamo così. Ci farà due dediche, due omaggi dal vivo accompagnati da lei maestro su canzoni di quell'epoca. Però prima di andare con il primo live volevo ricordare ai nostri amici, perché lunedì non abbiamo fatto in tempo ma oggi assolutamente dobbiamo dare i premi dei nostri amici, quindi cominciate a prendere
penna e carta, segnatevi il numero per la nostra diretta che è 0683 95 4224, lo ripeto 0683 95 4224, e alle 18:45 venite in diretta con noi. E a proposito di Rita Pavone che abbiamo appena ascoltato, la domanda sarà: quando in questo periodo, più o meno a metà degli anni 60, Rita Pavone faceva spettacoli in televisione, aveva dei ragazzi e delle ragazze della sua stessa età, quindi giovanissimi, e come si chiamavano? Noi vogliamo sapere come si chiamavano questi ragazzi e ragazze che ballavano scatenati con lei in televisione. Io non lo so, non ero nato ancora. Allora, ci siamo, 18:07, questa sarà la domanda per le 18:45. Io vorrei subito una chicca carina, dolce, lenta, so che tu la fai molto bene, e quindi andiamo con il primo live. Erika, e se domani? E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente non mi darà, nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Erika, brava, complimenti. Grazie. Complimenti. Allora Erika, tu sei con noi oggi per la prima volta, noi ci conosciamo da poco, però siamo colleghi, tu sei una cantante di piano bar, Sì. hai anche un gruppo, raccontaci un po' quali sono le tue serate. Allora, raccontami- noi sì, siamo un gruppo, facciamo musica dance anni 70-80. Ah. E E il ci nome si del chiama gruppo? Let's Groove. E c'è una pagina Facebook dove i nostri amici ascoltatori vi possono trovare o solo su YouTube? No, abbiamo anche la E pagina. qual è la pagina Facebook? È Come proprio gruppo ridiciamola? Let's Groove. Let's Groove, quindi chi volesse saperne di più per il Let's Groove basta che va su Facebook e digita e questa poi parola c'è anche Let's la Groove, mia e poi tu però personale. poi c'è anche la tua che è, diciamo Erika Music and Smile. Music e Smile, quindi musica e sorrisi, anche perché Esatto. chi ci sta seguendo in streaming sull'applicazione Radio Italia anni 60 Roma può vedere proprio che splendido sorriso che ha la nostra Erika, e non solo il Grazie. sorriso, è veramente bella, quindi andatela a sentire Non perché è iniziamo con i brava. complimenti per un'ora perché sennò Andatela a sentire perché è brava e perché oltretutto è, No, è molto brava. è molto bella anche da vedere, quindi è doppio piacere. Dicevamo, maestro, che oggi è una puntata dedicata dal 1960 al 1969. Erika ha appena cantato E se domani. Hai fatto caso che praticamente ogni decennio che andiamo ad abbracciare, quindi sia quando facciamo questo 60-69 oppure 70-79 o 80-89, troviamo sempre Mina dentro, sempre. Perché è una voce che non è stata più eguagliata. Voglio dire, mi spiego meglio, correggimi se mi sbaglio, maestro, tu che sei un musicista, cioè la voce di Mina, anche tu Erika se hai qualcosa diciamo da dire, è una voce che poi ce ne sono state altre belle, ce ne sono tuttora, però non ha quella vocalità, quel modo di portare la voce, ha fatto e, tutto. e quella semplicità poi con cui canta Mina, perché Mina canta con semplicità, Sì, non- inconfondibile. è inconfondibile, e poi non forza mai, è proprio lei, cioè con una Sì. facilità. Tutti ormai sappiamo di quella famosissima canzone proprio degli anni 60, Le mille bolle blu, in cui lei insomma, voglio dire, tra quella e brava fa proprio due pezzi brava- di bravura, brava no? proprio. Brava, ha detto qua comando io. Sì. Beh, stiamo parlando di veramente la regina, ad oggi secondo me è ancora la regina della musica italiana, senza nulla togliere a Laura Pausini, a Giorgia, a tante altre voci molto belle che abbiamo in Italia, però lei è proprio lei.
Un mito che secondo me sopravviverà. Io gli auguro ancora tantissimi anni di vita, oltre i 100, ma secondo me lei accadrà a Mina quello che è accaduto a tutti i grandi, a Aretha Franklin, a Frank Sinatra, cioè diventeranno quelle canzoni che probabilmente i nipoti dei nostri nipoti ancora ascolteranno e ancora conosceranno, perché Mina è Mina. Se Riccardo dall'altra parte della regia è d'accordo, aspettiamo ancora un pochettino, allora approfittiamo di questo minuto per ricordare agli amici sia della chiamata in diretta per aggiudicarvi i nostri premi offerti dai nostri sponsor ristorante Bruciapadelle e QS Rummeria, ma anche per dirvi che alle 18:30 avremo oggi un super ospite che per la prima volta, maestro, non sarà precisamente un ospite del mondo dello spettacolo, ma sarà un ospite della cultura. Sarà una giornalista, una scrittrice, presidente di una, come posso dire, lo dirà meglio lei, diciamo di una realtà che porta avanti i diritti civili, i diritti sociali, quindi avremo figlia di un grandissimo cantante, ma parlerà di cose molto interessanti e sono contento che abbia accettato il nostro invito, quindi alle 18:30 la sentiremo. Adesso è arrivato il momento del break pubblicitario, restate con noi, Radio Italia anni 60. Dopo il grande successo della scorsa estate, gli Coldplay Live Tribute Show tornano nella cavea dell'anfiteatro di Parchi della Colombo, un tributo unico ed esclusivo alla celebre band britannica. Fedeltà assoluta delle esecuzioni e dei suoni, look e allestimenti del palco ricreati alla perfezione grazie al lavoro di scenografi, ballerini, tecnici audio e video. Gli Coldplay il 7 luglio al Teatro dei Parchi della Colombo in via Cristoforo Colombo 1897. Biglietti su ticketone.it. And she's like to Stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui, è perché so perdonare e non voglio gettare via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e ora che sono qui voglio dimenticare i ricordi più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai.
Se stasera sono qui, vedi maestro, abbiamo parlato di Mina e possiamo dire la stessa identica cosa anche per quanto riguarda Luigi Tenco nel 1960. Questo grandissimo artista della scuola genovese, scomparso appunto nel 1967 durante quel disgraziato Sanremo, che poi fu anche l'ultimo, se non vado errato, che venne fatto nel Casino, perché poi dall'anno dopo passò all'Ariston, se non vado errato. Questa canzone, pensa, è stata scritta, e forse la versione più bella è quella di Vilma Goic, che la canta in una maniera molto molto delicata. Sembra proprio che Luigi l'abbia scritta proprio pensando alla sua voce. Fra l'altro Vilma Goic, un'altra canzone del 1964, ovvero Ho capito che ti ama, l'aveva portata, sempre scritta da Luigi Tenco. Vilma Goic la portò al Festival di Barcellona e finì al primo posto in coppia con Emilio Pericoli. Vedi quanti piccoli aneddoti scopriamo e raccontiamo ai nostri amici, perché cara Erika, non so perché stavo dicendo Erika come se fosse un altro nome, cara Erika, noi cerchiamo sempre ogni mercoledì, quando facciamo il programma Le canzoni del cuore, di, oltre omaggiare la musica, anche raccontare ciò che c'è intorno alle canzoni, perché è importante che in qualche modo, sai, la musica, per quanto venga un po' bistrattata, musica leggera da alcuni, un po' quelli con, come si dice, con la puzzetta sotto al naso, la considerano di serie B, però la musica è cultura come tutte le altre arti. Ora, a questo punto, se siete d'accordo, caro maestro Diego Di Curzio, facciamolo io e te adesso un piccolo omaggio alla musica appunto degli anni 1960, è il decennio, vai. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. E abbiamo fatto un'altra voce indimenticabile, un altro piccolo omaggio. Abbiamo poi Riccardo che ci segue, ci manda questi applausi. Qualche volta, lo sai che fa Riccardo, caro Diego? Qualche applauso non lo manda, che vuol dire non mi è piaciuta. È il suo modo, senza parlare di dirci che non gli è piaciuta la canzone che abbiamo omaggiato. Quando c'è l'applauso stiamo tranquilli. Comunque, a parte gli scherzi, Riccardo è chiaramente parte integrante, anzi fondamentale, di tutta la programmazione di Radio Italia anni 60 e quindi anche della nostra trasmissione. Parlavamo di Fred Bongusto, un'altra di quelle voci, invece in questo caso possiamo parlare di voci un pochino da night, perché in quell'epoca non so se chi è all'ascolto se lo ricorda, soprattutto quelli insomma che hanno superato gli Anta, in quell'epoca non c'erano le discoteche, non c'era il piano bar inteso come lo conosciamo oggi, ma c'erano, diciamo, i night dove si faceva anche le orchestre dove c'erano questi primi cantanti. Mi viene in mente Fred Bongusto, mi viene in mente anche forse la timbrica dello stesso Califano, Bruno Martino. Anche Gigi Proietti ha fatto night. Sì, Gigi Proietti, ma in un'altra maniera. Io parlo proprio di questi artisti che hanno scritto canzoni e che si esibivano nei locali negli anni 60. Tu, Erika, stavi comunque ancora nell'immaginazione dei tuoi genitori, quindi queste sono storie che anche per te sono cose nuove, immagino. Sì. Ricordo, innanzitutto vi ricordo l'orario, che siamo alle 18:24, questo più che altro per dimostrarvi che questa è una diretta vera, non c'è filtro, siamo in diretta, la frequenza ve la ricordo è 100.5 in FM, ma
se volete vedere non tanto io e il maestro di Curzio, ma piuttosto la bellezza e la bravura della nostra ospite Erika, potete sintonizzarvi via streaming sull'applicazione Radio Italia Anni 60 Roma e ci potete seguire e vedere anche in streaming. noi. Ho una camicia oggi. Oggi sì, questa camicia che c'hai mi Americana. piacerebbe sapere dove l'hai comprata, però va bene, andiamo oltre e ricordiamo agli amici che al prossimo break pubblicitario rientreremo con una super ospite in collegamento telefonico e sentirete e ascolterete tante cose interessanti secondo me che avrà da dirci. E poi ricordiamo ancora una volta, maestro, che alle 18.45 apriremo la linea al 0683954224 per dare ai nostri amici all'ascolto, primo che chiamerà, i premi che vengono messi a disposizione dai nostri sponsor, Bruciapadelle, ristorante via Piazza Ippolito Nievo 13, dove tutti i mercoledì andiamo, dove noi più tardi andremo a mangiare con Erika, e anche da QS Rummeria in Vicolo Moroni 53. Allora direi che abbiamo tempo per fare un altro piccolo omaggio. Allora, se abbiamo tempo per fare un altro piccolo omaggio, io sai che farei, maestro? Farei una cosa che poi in qualche modo vi dà già un'idea di chi potrebbe essere l'ospite, che ve lo ricordo è una donna, che abbiamo al telefono. Quindi facciamo questa cosa qua, sì, facciamo proprio questa cosa qua. Luce a San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Lai 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 lai. Mi è piaciuta Riccardo. Mi è piaciuta Riccardo, ho messo gli applausi, ma bravo è anche sempre il nostro maestro, il nostro maestro Diego Di Curzio è veramente è un fans, ecco perché. Riccardo, andiamo in break? Andiamo in break, al ritorno un super ospite. Dal 2004 nel cuore di Trastevere a Roma, QS Rummeria e Whischeria. Più di 300 tipi di rum da tutto il mondo, esclusive bottiglie che potrete bere solo da noi. Certificati nel 2015 come una delle migliori rummerie in Italia. Bevi bene e con moderazione. Bevi da QS Rummeria a Roma in Vicolo Moroni 53, aperto dalle 20 alle 2:30 di notte. 331 99 66 996. E ci sei tu. Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei, che cosa sei per me.
E siamo di nuovo in diretta, 18:33, è il momento del nostro ospite telefonico. Lei è laureata in scienze politiche, è attivista per i diritti civili, è esperta in comunicazione, è giornalista, è madre di 2 bambine e crede che la diversità sia una ricchezza e per questo ha fondato l'associazione Diversity Lab. Buonasera, benvenuta Francesca Vecchioni. Buonasera a tutti, buonasera Re, grazie per Buonasera. l'invito e buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sì, andava bene più o meno la presentazione, è questa proprio Beh. il sunto, no? Beh, noi insomma, noi siamo tante cose, no Reo? Sì, però questa siamo diciamo... tutti tante cose. Esatto. È difficile sempre definirsi con un massetto, no, di dati. Io prima di farti entrare nello specifico delle varie attività che svolgi e che io trovo tutte interessanti, e non lo dico solo perché ci conosciamo personalmente, volevo dire a chi ci ascolta, sia in FM e chi anche in streaming, che Francesca Vecchioni, che appunto è portatrice dei diritti civili nell'ambito della diversità di orientamento sessuale, lo ha sempre fatto, io ne sono stato testimone, mai in maniera provocatoria, ma sempre per arrivare a condividere anche opinioni diverse, ma su un piano di dialogo. Io questo te lo riconosco e non te lo dico solo perché ci conosciamo di persona, ma perché l'ho potuto vedere e ascoltare con i miei occhi e con le mie orecchie. Ti ringrazio. Reo, poi tra l'altro quando si parla di inclusione, in questo senso noi ci conosciamo o sono più conosciuta per alcuni temi, però Diversity, che è l'associazione presiedo, in realtà tratta proprio l'inclusione in senso molto ampio, ossia non solo per le tematiche che hanno a che fare con l'orientamento sessuale, l'identità di genere, ma molto e soprattutto con tutte le altre, perché per esempio il tema di genere, quindi le discriminazioni verso il genere femminile o anche verso quello maschile in alcuni casi, perché esiste sempre il doppio lato di una medaglia. Poi le questioni d'età, le discriminazioni per età sono in Italia, soprattutto dal punto di vista lavorativo e economico, sono molto forti in Italia in questo momento. Sì. Poi non pensiamo all'etnia, sappiamo benissimo cosa quello che sta sta succedendo, certo. Sui temi di etnia, religione. Insomma, c'è molto da fare per riuscire a rendere questa però società io che ti ho ascoltato, perché dovete sapere, poi parleremo anche di quello, ma Francesca ha scritto anche un bellissimo libro. Io ho avuto l'onore e la fortuna di essere, non so se te lo ricordi, partecipe nella tappa, in una delle tue tappe qui a Roma, e io ho notato che quando tu tratti questi temi con il pubblico che hai davanti, in quel caso presentavi il libro, ma in generale quando parli, anche se sono tematiche che porterebbero alla provocazione, allo scontro, alla frase detta per colpire, per scandalizzare, per in qualche modo fare muro contro muro, tu non lo fai mai, io non te l'ho sentito mai fare. Hai un modo dolce di portare avanti queste opinioni e queste idee. Io penso che sia così. Ma ti ringrazio, questa è una cosa bella che mi dici. Questa è una differenza, perché, perdonami Francesca, questo dal mio punto di vista da vecchietto, visto che ho superato i 50, non da molto, ma quello che a volte rovina, proprio sul nascere, alcune idee valide, è il modo di porle sbagliato, e tu invece le poni bene. Sicuramente, però Reo, questo succede su qualunque argomento, nel senso che secondo me questo non differenzia l'essere, non so, un attivista o lavorare solo su alcuni argomenti o su altri temi. Questo differenzia le persone, nel senso, ci sono persone che hanno una modalità. Io credo per esempio molto nel fatto che l'inclusione sia creare ponti, no? E quindi come fai a riuscire a essere inclusivo se non comunicando in maniera da arrivare all'altro, ma anche empaticamente? Quindi bisogna sempre mettersi nei panni di chi magari ha paura, e quindi è quella paura che gli fa pensare o lo fa pensare che qualcosa che non conosce possa essere negativo. E questo succede su tutti i temi appunto della diversità, ed è molto molto importante, molto più efficace riuscire ad arrivare in maniera anche come si può dire, anche educata, se vogliamo, perché un po' di educazione forse farebbe, e anche positiva, perché ci stiamo dimenticando davvero in questa società dove guida, no, nei social guida l'odio, nel social certo.
nella comunicazione guida moltissimo, quasi come fosse contagioso la rabbia, l'odio, anche perché si fanno tanti più like, e questo è tristissimo se ci si pensa, no? Esatto. Allora ci stiamo dimenticando che invece le parole belle, le parole positive sono quelle che valorizzano gli altri, noi stessi e gli altri, e portano avanti il mondo in maniera positiva. Sì. Dobbiamo ricordarci sempre che il linguaggio è fondamentale. Creano il ponte del dialogo, perché se c'è un'educazione alla parola, come dicevi te, morbida, che va ad includere quindi quell'empatia di cui parlavi, cioè mi metto dalla parte di chi la pensa diversamente da me per cercare quali sono le sue paure, quali sono le sue ansie, quali sono le sue difficoltà, per andare poi a trovare un punto di incontro, o anche che non lo vado a trovare ma rimango in un dialogo educato, in un dialogo di rispetto. Assolutamente, ma poi il muro contro muro non paga mai, Reo. C'è da dire anche un'altra cosa, esiste anche a volte il bisogno di dire qualcosa di fermo, qualcosa di netto. Io sono convinta che però si possa fare sempre con il massimo rispetto verso l'opinione di tutti. Poi bisogna ricordarsi che esistono opinioni, esistono fatti. Certo. Per esempio non sempre alcune opinioni vengono confuse. Si pensa che magari un insulto possa essere scherzoso, invece c'è differenza tra un insulto, un'offesa o uno scherzo, come c'è differenza anche tra un'opinione e un fatto. Molto spesso mi criticano quando non faccio, per esempio, interviste dove mi metto a fare un contrappunto, cioè un contraltare con qualcuno che parla, per esempio, di temi sull'omosessualità o sulla genitorialità omosessuale, come se avessi qualcuno in contraddittorio. Ecco, io credo davvero che sia difficile avere dei contraddittori su quello che si è, ad esempio, non su quello che si pensa. Cioè, nel mio caso fare un contraddittorio vuol dire dover affermare cioè la mia esistenza o la mia inesistenza, l'esistenza mia o delle bambine. È logico che quello diventa difficile per me, mentre io trovo molto molto più bello riuscire a parlare in maniera aperta e usare un ponte. Esatto, sono d'accordo. Poi, per chi l'ascolto, voglio dire che, perché l'ho visto anche questo con i miei occhi, che fortunatamente non conosco di persona tuo papà, che per chi ci ascolta, lo ricordo, è Roberto Vecchioni, e quindi non c'è bisogno di presentazioni, ma conosco molto bene la mamma di Francesca e ho avuto la fortuna nell'ultimissimo periodo di conoscere anche la nonna di Francesca, che ha fatto 100 anni e io ero lì quando l'ha fatto. Quindi lei viene da una famiglia meravigliosa, e poi vedi, io ci credo a questa cosa che vengono trasmessi certi valori, l'educazione, e quindi poi ti rimane dentro. Noi siamo il frutto di chi ci cresce e siamo al mondo ancora prima di venire al mondo, perché noi in fondo siamo nelle idee, nelle parole e nelle azioni. Io ricorderò tutta la vita mia nonna quando mi diceva, salutandomi, che io faccio sempre ho fatto per tutta la vita avanti e indietro, Roma Milano, no? E lei era a Roma, io vivo a Milano, quindi mi salutava sempre ormai anziana, non sapendo se mi avrebbe rivista, no? Quindi con quel magone di chi, come se fosse un ultimo saluto senza sapere se lo è o no, e mi diceva sempre sì, una brava persona. E questa cosa per me è quello che un po' la bisognerebbe sintesi dire. Di tutto. È quello che bisognerebbe dire sempre. Se tu me lo concedi, credo che sia diciamo come prologo a parte nel tuo libro. Io ho trovato una cosa, fra l'altro nominiamolo il titolo perché credo che sia ancora disponibile e si può trovare, il libro di Francesca Vecchioni, Ti innamorerai senza pensare. E ho trovato questa cosa, io la leggo perché non posso dire che te la recito o te la declamo, però la dico perché è veramente bella. Ho sempre voluto essere madre, ho sempre immaginato di avere una famiglia numerosa, come quella in cui sono cresciuta. Tante chiacchiere, tanti interessi, tanti entusiasmi da condividere. Se devo essere davvero sincera, non ho mai, per un solo momento della mia vita, creduto di dover rinunciare alla gioia di crescere un figlio e di potergli insegnare a lui per imparare io stessa con amore, senza davvero aspettarmi niente di più stupefacente che soltanto guardarlo crescere. E però per me era diverso. Queste parole, Francesca, sono molto belle, immagino nella copertina del libro, vero?
Sì, sono nella quarta di copertina, sì. E quindi io mi auguro che siano uno stimolo per chi ci sta ascoltando per andarlo a acquistare il tuo libro, che insomma è un libro, tra l'altro. È un libro molto importante. Io spero... Si trova anche, si dovrebbe riuscire ancora a trovare. Spero per quei tempi che abbiamo qui radiofonici di aver detto un po' di belle cose. Per maggiori informazioni, dove possono andare i nostri ascoltatori a vedere le info? Intanto io ho fondato e presiedo Diversity, che è questa associazione no profit che si occupa proprio di fare cultura sull'inclusione, e facciamo tante cose a partire dai Diversity Media Awards, che è un bel premio che diamo tutti gli anni nel mondo della comunicazione, fino a molti altri progetti anche dedicati alle aziende, ai brand, ma proprio per cercare di spingere l'immaginario collettivo a migliorare se stesso e gli altri. E in questo senso diversitylab.it è il sito, Diversity Lab sono tutti i social, quindi @diversitylab, e naturalmente insomma ci siamo, chiunque volesse scriverci su Facebook o sul sito noi ci siamo. Assolutamente. Francesca, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Noi ci rivedremo sicuramente da tua mamma quando ricapiterai a Roma, nelle varie serate dove noi siamo colonna sonora ormai da tanti anni di tua mamma Irene. Ti ringraziamo ancora, passa una buona giornata, una buona serata anzi, e poi un buon tutto generale come sempre. Grazie a voi. Grazie Francesca, grazie. Grazie. Ed è il momento di andare in break pubblicità e poi ritorniamo con voi. Ristorante Bruciapadelle, i migliori piatti della cucina italiana accompagnati da un'ampia cantina di vini, ottimo rapporto qualità-prezzo e tante promozioni riservate ai nostri ascoltatori. Il ristorante Bruciapadelle è a Roma, in piazza Ippolito Nievo 13, aperto tutti i giorni. Prenota la tua cena al numero 06 58 13 860. E ci sei tu. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità ti fa male, lo so. So che ho sbagliato una volta, non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché. Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità ti fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità ti fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te, ed ho scelto te. Oh yeah! Era la nostra Erika Berardi, che oggi, Erika, sei stata nostra ospite, prima volta nella tua vita in radio? Sì. Veramente? Beh, siamo contenti, vedi maestro, di averla in qualche modo di essere stati non noi. sarà l'unica. No, non solo non sarà l'unica, ma siamo contenti di essere stati i primi, di averla in qualche modo tenuta radiofonicamente a battesimo. Magari ci diventa in un anno o due, ci diventa ricca e famosa, e noi possiamo rivendicare non soldi, ma però almeno moralmente. Vabbè, una piccola parte ce la darà. Erika Verardi, lo ricordiamo che ti possono seguire tutti gli amici all'ascolto nelle serate. Per sapere quali sono le serate, dove, quando e come, devono andare su Facebook alla pagina Erika Music and Smile, musica e sorriso. Perché sorriso? Non è casuale, perché chi ci sta seguendo in streaming potrà vedere questo splendido sorriso della nostra Erika, e poi anche insieme al gruppo Let's Groove sulla pagina Facebook per quanto riguarda le serate di dance 70-80. Mi sento l'obbligo, come dico sempre, di ricordare colui che poi prende le nostre puntate, che gentilmente registra il nostro Riccardo e le lavora per la parte e per le parti cantate, che è Humor Music di Marco Salvatori. Quindi ricordate Humor Music, www.humarmusic.com di Marco Salvatori, per i vostri lavori musicali.
affidatevi a chi lo fa di professione, evitate, come si dice, quelli i dopolavoristi. Evitate imitazioni. No, lo conosco, molto bravo oltretutto, ma più che altro il discorso è quello che ognuno faccia quello che sa fare. Qui invece ognuno fa, anche per questo che questa società è diventata complicata. Hanno probabilmente un pochettino, come si dice, frainteso il fatto della mobilità. La mobilità è che uno si sposta come luogo nel lavoro, ma non che si sposta nel senso che fa 20 lavori diversi, perché poi quella è un'altra mobilità. Un saluto al nostro carissimo presidente Patrizio Polifroni, che è figlio di un altro caro amico, l'editore Alberto Polifroni, e sono soprattutto con Alberto, con il papà, ci conosciamo da tantissimi anni. Quante cose sai, Reo? Sono istruito, ma abbiamo circa 7 minuti e io voglio mettervi alla prova. Voglio vedere un attimo, come si dice, sondare se avete i telefonini, se avete un telefono vicino, perché noi vorremmo darli questi premi, almeno oggi. 8306 83 95 4224. Il primo che chiama si aggiudica 2 gustosissimi premi meravigliosi. Da questo momento le linee sono aperte, ve lo ripeto, 06 83 95 4224. Noi andiamo avanti e se intanto squilla il telefono prendiamo subito la diretta. Maestro. Ma anche su Facebook? No, su Facebook no, perché quello l'abbiamo fatto sulla pagina, ma io vorrei ritornare piano piano a farlo telefonicamente. Lo ripeto ancora una volta, sono le 18:51, siete su Radio Italia anni 60, è mercoledì nella versione E ci sei tu, le canzoni del cuore, Reo Confesso alla voce, il maestro Di Curzio alla chitarra acustica, la nostra ospite oggi Erika Verardi, bellissima voce, e stiamo pronti a ricevere una vostra telefonata al 0683 95 4224 per aggiudicarvi i premi. Intanto diciamo quali premi, perché magari qualcuno si invoglia e telefona. Allora, i premi sono una cena per 2 persone con uno sconto reale alla cassa del 50%, quindi tradotto 2 mangiano e 1 paga, o al ristorante anche è per 2 persone, Diego, è per 2 persone. 50% di sconto reale alla cassa presso il ristorante Bruciapadelle, che è a Roma in piazza Ippolito Nievo 13. Abbiamo la telefonata, hai visto? L'abbiamo invogliati allora. Vediamo un po' chi c'è al telefono. Pronto? Buonasera, salve. Buonasera. Enrico, piacere di sentirvi. Con chi parlo? Enrico. Ciao Enrico. Enrico da dove? Da Roma, sì. Ti seguo con gioia, perché sei una delle poche radio che si riesce a sentire ancora della buona musica italiana. Grazie. Poi hai notato che in questa puntata che facciamo il mercoledì di E ci sei tu, le canzoni del cuore, noi raccontiamo anche le storie che sono intorno alle canzoni che andiamo ad omaggiare. Questo è affascinante perché dà più valore alla canzone, la rende più gustosa. Poi qui c'è il maestro Di Curzio che ogni tanto ci permette a noi voci di fare anche dei piccoli omaggi dal vivo. Però non era per questo che ti ho fatto chiamare, che ti ho fatto prendere il telefono, a te che sei stato il primo, il fortunato, ma per darti dei premi. Allora ti faccio una domanda che credo aver fatto anche all'inizio del programma, facile, vediamo se la sai, se no ti aiutiamo. A metà degli anni 60 Rita Pavone in televisione si presentava con un gruppo di ragazzi e di ragazze molto giovani come lei. Mi sai dire come si chiamavano? Oddio. Allora, ti aiuto, Rita Pavone, quindi vai indietro, anni 60, televisione, lei fa questo spettacolo e ha questi ragazzi, sia maschi che femmine, che ballano come dei scatenatissimi. Tu pensa a, per esempio, una camicia, no? Se tu indossi una camicia, la parte alta della camicia come la vogliamo chiamare? Il colletto. Esatto. E se lo facciamo un po' grosso, com'è? Un collettone. Ne. E se lo facciamo al plurale diventa? I collettoni. Erano i collettoni. Bravo Enrico! Era facile. Non ti abbiamo aiutato per niente. Non era facile. Come non era facile? Il maestro sta dicendo che non era facile. No. Allora, siccome il tempo stringe, Enrico, io ti dico subito come devi fare per avvalerti dei premi offerti dai nostri sponsor. Allora, il primo, come dicevo, è una cena per 2 persone
con uno sconto reale alla cassa del 50%, quindi vuol dire proprio che ti verrà dato uno scontrino e poi ti verrà dimezzato al 50% al ristorante Bruciapadelle, che si trova a Roma in piazza Ippolito Nievo 13, quindi sarebbe Viale Trastevere. Sarà sufficiente che quando chiudiamo la diretta qui tu lasci al nostro regista il telefono e ti mandiamo il telefono del ristorante, se puoi farlo. Se no mi dai un secondo e ti dico qual è il nome di telefono, perché io a memoria non me lo ricordo mai. Vedi, maestro Di Curzio, io qualche volta, ecco, forse l'abbiamo trovato, eccolo qua. Allora, puoi segnarlo? Allora, il telefono è 06 58 13 860, ristorante Bruciapadelle. Ti risponderà il direttore Antonio, dirai di aver vinto il premio qui con noi oggi a E ci sei tu, le canzoni del cuore, e prenoterai a tua scelta una sera, quando vuoi, per 2 persone, e pagherai, ti ripeto, soltanto il 50% dello scontrino. Poi uscito da là, perché non è finita, c'è ancora un altro premio, uscito da là, sempre in compagnia di chi sarà con te, ti fai un'altra passeggiatina per Trastevere, un po' più verso, diciamo, il cuore di Trastevere, quindi a Vicolo Moroni 53, vai alla QS Rummeria e ti verranno dati, e sarà sufficiente senza nessuna prenotazione dire che li hai vinti qui sempre con noi nel programma, 2 shot di rum a tua scelta, a vostra scelta, su 300 qualità. Quindi non mi sembra male, no? Una bella serata da passare a Trastevere, adesso che poi è luglio, fa caldo, ristorante e poi ammazza cena con un rum. Sei d'accordo? Ti ringrazio, avrò un problema di tornare a casa, veramente. Ma no, 2, ma quelli offerti sono 2, poi se vai oltre non ne rispondiamo. C'è il tram là. Noi rispondiamo solo per i primi 2, comunque lì c'è il tram, c'è tutte le varie fermate. Scherzavo, no, ecco, puoi ricordarmi invece l'ultima tappa del rum? Allora, QS Rummeria, ti ridò l'indirizzo, è Vicolo Moroni 53, QS Rummeria, è proprio alle spalle di Piazza di Lussa. Tu puoi andare lì dalle 18:30 alle 2 di notte, quando vuoi, tutti i giorni. Sarà sufficiente dire ho vinto 2 shot a E ci sei tu, le canzoni del cuore, mercoledì, Radio Italia, anni 60. D'accordo? Enrico, metteremo anche il tassello. Enrico, continua a seguirci, spargi la voce. Noi siamo in onda tutto il mese di luglio, ancora il mercoledì, poi tante sorprese per settembre, ma le diremo più avanti. Bene, a presto, grazie. Grazie Enrico. Ciao Enrico. Siamo arrivati al termine, amici, all'ascolto. Un grazie di nuovo al mio compagno di viaggio alla chitarra acustica Diego Di Curzio. Grazie, poi la nostra ospite meravigliosa, ma anche molto brava, Erika Berardi, che ci ha regalato 2 canzoni. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Rimanete su Radio Italia anni 60 Roma e con la nostra programmazione ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao! E ci sei tu.